Sergio Silva, più complicato del previsto battere il Giovinazzo, però il Follonica sembra aver ingranato, tripletta di Davide Vanini. Se mettevamo dentro qualche pallino in più che l'abbiamo avuto le occasioni prima, penso che è stata una partita che abbiamo giocato solo noi. Quando non segni, poi diciamo che il risultato è sempre stato in equilibrio fino poi a 3-1 e 4-1, ma il gioco no, ho visto solo una squadra che provava a giocare a hockey. Sicuramente si può fare meglio, che noi siamo consapevoli che non abbiamo fatto una grandissima prestazione, ma sono comunque contento perché i ragazzi hanno provato, hanno spinto. Secondo me è mancato proprio quello, magari prendere un vantaggio largo prima e poi poterla gestire, ma penso che una vittoria meritatissima. Sì, tra l'altro insomma il Giovinazzo credo sia una squadra ancora in costruzione, tra l'altro Pino Marcello ha detto che si prenderà una pausa dopo questa partita, quindi insomma qualche problemino ce l'avevano internamente. Il Follonica ha recuperato Francesco Banini, anche se non è sembrato al 100%. Gli altri non mi interessa il giusto. Dei miei sì, e Francesco oggi sì, è tornato ad allenarsi ieri, dopo una settimana a casa, quindi si è visto che non era in formissima, ma l'importante era che si mettesse nuovi pattini. Ho avuto tutti gli altri giocatori a disposizione, abbiamo giocato tutti, penso che tutti hanno dato il suo contributo, la maggior parte delle volte nel modo giusto. Io sono comunque soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto. Sappiamo che per vincere domenica prossima bisogna fare qualcosina in più, ma ci parleremo, è da forse un mese a questa parte che non abbiamo una settimana per preparare una partita. Ce l'abbiamo questa, cercheremo di prepararla al meglio per andare domenica a cercare di portare i 3 punti da Bassano.